500 spettacoli e oltre 160 appuntamenti. L'estate a Sassari si annuncia ricca di eventi rivolti a chi rimarrà in città, ma anche a turisti e ospiti. Momento culminante la Farada del 14 agosto, che proporrà le consuete grandi emozioni, in più le manifestazioni di accompagnamento, come i mini candelieri e quelli medi, l'assegnazione dei candelieri d'oro d'argento e di bronzo, insieme alle feste dei gremi che cadono nei mesi estivi. Doppia novità invece per la classica arrostita che precede la discesa. Sarà infatti non più in piazza Mazzotti ma in Porta Sant'Antonio, dove è previsto anche il concerto dei Tazenda. L'assessorato comunale alla cultura ha definito un cartellone per i mesi di luglio, agosto e settembre ricco di eventi musicali e artistici, con la partecipazione di nomi di livello anche nazionale e internazionale, oltre a sagre, tornei di Mariglia, mostre e appuntamenti nei quartieri e nelle borgate, tutti rivolti a un vasto pubblico. Tra le manifestazioni già in corso si segnalano la rassegna cinematografica Visioni Solidali nel cortile di Palazzo Ducale, le proiezioni di Festecando Festival ai giardini pubblici e la mostra Once Upon a Time a Palazzo di Città, dedicata alle fiabe dei fratelli Grimm. Dal 25 al 29 luglio, invece, diverse piazze del centro cittadino ospiteranno il Festival Letterario sulla Terra Leggeri. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Sassari www.turismosassari.it. Nota dolente rimane quella dei fondi a disposizione. Nei giorni scorsi, grazie a una variazione di bilancio, si è riusciti ad assicurare le risorse utili al cartellone estivo, ha spiegato alla stampa Raffaella Sau, assessore alla cultura. Il budget a disposizione è stato comunque decurtato di circa 100.000 euro rispetto al 2015, una scelta che l'amministrazione è stata costretta ad effettuare e che conferma la politica seguita dalla giunta Sanna di dare la priorità nella ripartizione dei finanziamenti al settore dei servizi sociali.